rapporto c'è tra Bla Bla Bla, questo video realizzato da Adriana Sartore, e questo maestro della provincia di Ancona, Luca Paci. Lui ha inventato il software di disegni animati che ha permesso ai ragazzi di questa scuola elementare di Cassola di realizzare questo video di cui abbiamo parlato con Adriana. Luca, raccontaci la tua esperienza e da cosa è scaturita l'idea di inventare un programma italiano per la realizzazione dei disegni animati. Allora, l'esigenza è tutta un'esigenza di tipo didattico. Io lavoravo in una scuola che era un centro di sperimentazione molto importante a Iesi, che è in provincia di Ancona. Eravamo un centro di sperimentazione del Ministero, purtroppo molte di queste esperienze sono state chiuse per questioni di tagli finanziari, e in quella scuola una delle attività che ci piaceva fare con i bambini, dalle materne alle scuole medie, era la realizzazione di cartoni animati. Ma purtroppo non esisteva un software adatto ai bambini, nel senso che il cartone animato, che è il prodotto tipico per l'infanzia, in realtà è difficilissimo da fare, prevede delle professionalità che non sono assolutamente alla portata né dei bambini, ma molto spesso neanche degli adulti. E allora ci siamo messi a vedere come si poteva fare, e cosa più unica che rara, nella scuola, in collaborazione con dei privati, abbiamo deciso di costruircelo questo software. È stata un'avventura anche abbastanza divertente, perché abbiamo dovuto trovare lo sviluppatore, e anche lì è stato molto carino, perché gente che ci chiedeva tipo 100.000 euro per poterlo fare, eccetera. Alla fine, con aiuto di semi professionisti, diciamo così, abbiamo prodotto questo software che ci ha dato delle belle soddisfazioni didattiche, diciamo. Lo scopo del software naturalmente non è fare un meraviglioso cartone, lo scopo è mettere nelle mani dei bambini uno strumento che consente loro di comprendere come si può realizzare un cartone a 2 dimensioni, naturalmente non a 3, e soprattutto agli insegnanti dare uno strumento di produttività per riuscire a far realizzare ai loro alunni delle cose che se no sono al di fuori della loro portata. In particolare è una banalità, ma insomma a me sembra molto interessante: tutto quello che è in movimento non è riproducibile né da un testo scritto né da un disegno. Allora, se io sto studiando, come ci è capitato, le onde del mare, è inutile che le descrivo parlando, è meglio se le faccio vedere con un cartone animato. Se sto raccontando, che ne so, ci sono scuole che hanno fatto delle esperienze di movimento delle molecole, di chimica, e l'hanno fatto così. E poi altri usi sono usi invece quelli più ovvi per il cartone animato, più creativi, quindi raccontare una storia, avvicinarsi a un problema. E noi insegnanti lo usiamo un po' come un grimaldello, insomma, per costringere, tra virgolette, gli alunni a studiare molto di più, perché per produrre un cartone animato ci sentiamo, e poi doverlo mostrare, i bambini si sentono responsabili di quello che stanno facendo. Perciò, per esempio, in classe mia li ho costretti a studiarsi 50 pagine sugli Ittiti per poter poi fare un cartone animato sugli Ittiti, ed è stato piacevole, ma soprattutto quello che mi interessa come insegnante è che questo sia produttivo. Piacevole è, diciamo così, un aspetto del lavoro, ma non è lo scopo del lavoro. Senti Luca, io sono rimasta a Biancaneve e ai disegni di Walt Disney ripresi, quindi un lavoro artigianale di enorme complessità, come hai ricordato anche tu prima. Ma adesso che c'è questo programma iCartoons, in pratica, in parole povere, come si fanno i disegni animati? È un programma semplificato per i bambini? È difficile? Ci puoi fare un esempio della modalità operativa della creazione di un disegno animato, di un cartone? Sì, allora intanto voglio dire che se andate su internet, nel sito di iCartoon, che è icartoon.org, iCartoon si scrive iCartoon per tutti quanti, .org, trovate intanto tanti esempi, trovate tutta la documentazione e trovate il programma scaricabile. È completo il programma, non è un demo, salvo il fatto che ovviamente se uno non si registra pagando una piccola quota non può salvare quello che fa, però per provare potete provare tutto. Ed è ovviamente più facile andarselo a provare lì che spiegarlo a parole. Comunque il concetto rimane esattamente lo stesso dei cartoni animati, come dicevi tu, alla Biancaneve, cioè si disegnano da una parte gli sfondi e da una parte i personaggi, e i personaggi vengono fatti muovere come fossero su pellicole trasparenti, come faceva Walt Disney, sopra lo sfondo. Poi è il programma, attraverso le tecnologie del computer, che
scatta le fotografie del movimento che noi facciamo. Naturalmente in questo il computer è potentissimo perché mi consente di cancellare, di rifare, di duplicare i personaggi per modificarli un pochino. Insomma, andate a vedere, c'è anche un videocorso che in pochi minuti vi mette in grado di conoscere a fondo il programma. Grazie Luca, grazie di averci spiegato questa meravigliosa arte che si sta digitalizzando un po' come tutto oggi e grazie di essere stato con noi. Buon lavoro.